Allora, mi munisco di lavapavimenti e mi trasferisco in camera da letto perché devo lavare il pavimento qua dentro. Siccome ho dato il prodotto per la muffa qua, l'ho dato fino a questa altezza, anche un po' più alto su questo muro. E tutti questi puntini qua, per chi è nuovo sul canale, tutti questi puntini qua, questa è tutta muffa vecchia, che poi io ci ho dato il prodotto sopra, la pittura come quella di là della dispensa. Dando quella poi non era più uscita per anni e quest'anno era riuscita un pochino di muffa, soprattutto dietro i termosifoni, e quindi ci ho spruzzato dietro quel prodotto che avevo comprato tempo fa su Amazon. Qua, cioè anche solo qua era tutto pieno di muffa, tutto pieno. Guardate com'è adesso, non c'è più muffa. È un prodotto validissimo. Probabilmente però dipende anche dal tipo di muffa che avete in casa. Comunque quella che c'era l'ha tolta. I segni che vedete sono tutti di muffa molto vecchia, insomma. E sarebbe da grattare proprio il muro per eliminare quei brutti segni, ma sono antiestetici, ma alla fine la muffa non c'è. E dopo un po' di pioggia è riuscito il sole, cioè un pomeriggio stupendo. Io non pensavo riuscisse il sole, invece pomeriggio, wow, cioè, veramente imprevedibile qua in montagna il meteo, Oh, ieri sera temporale super, qua è venuto giù tutto di nuovo, poi era tutto allagato, si vede. E ciao, il mio Wally, il mio Silvano, belli. Io vado di qua, qua anche ha scavato tutto l'acqua, tutto. Leonessa, maionese, Leonessa, gnocca, ciao, caccoletta. Bisogna fare piano perché sennò arrivano gli altri e la mandano via, perché non, essendo lei stata via più di un mese, non dico che non la riconoscano, però non la vogliono più, no? Mangia come un bufalo, poverina. Per il momento non sono per niente contenta, è da qualche giorno che non filmo, non sono per niente contenta della nuova action cam che ho comprato, per niente. Io mi aspettavo una cosa diversa, una qualità nettamente superiore. Non so se la venderò alla fine perché non ho più possibilità di fare il reso perché sono passati 15 giorni. Tra che continua a piovere, tra che ho fatto lavori in casa e a casa, non l'ho ancora veramente testata come avrei voluto e quindi non lo so, sono ancora molto indecisa su cosa fare, anche perché online si vedono tanti video e la qualità è bellissima, cioè io ho provato a fare video ma sinceramente io tutta sta qualità non l'ho vista. Non lo so, vi farò sapere. Andiamo a bagnarci i piedi? Ti fai le unghiette? Le coccole? Ma no, sono appena scesa, no, andiamo in orto prima, Bue. Andiamo prima in orto. Andiamo in orto, dai. Lui fa il giro di là. No, qua è un campo minato con queste lumache qua marroni. Giusto un po' di sole adesso perché veramente ha diluviato tutto il giorno. Metto il grandangolo che così vediamo un attimo meglio l'orto insieme. È da un bel po' che non entro qua in orto e infatti guardate qua che cetrioli che ci sono. La pianta di cetrioli che va dove vuole. Vara che roba! Le piante di pomodoro che stanno cadendo. Questa è andata giù e ha fatto talmente tanta pioggia, vento, tutto che vediamo se sì, sono tutte. Qui c'è una foresta. Allora, queste sono tutte le piante di zucchine. No, guarda che zucchina! Vabbè, allora ragazzi, questa è la pianta di anguria, baby anguria. Quella che era lì è morta. Qua abbiamo cetrioli giganti, solo che c'è il grandangolo e non sembrano così grandi. Zucchina, quella lì è enorme. E di là, quella là non ha fatto zucchine, vediamo di qua. Allora, qui dovrebbero esserci quelle tonde, quella è marcita, quella lì,
Qua c'è una zucchina tonda, qua ce n'è un'altra bella grande. Queste l'ho fatta ieri, quella che avevo su a casa, che avevo raccolto. Eccola qua, cioè è enorme, è enorme. Questa pianta qui non ha ancora fatto niente, cioè ce le ha le zucchine, ma sono proprio piccole piccole. Allora, adesso le stacco queste perché sono davvero grandi, se no secondo me tolgono anche nutrimento a quelle più piccole. E nella foresta c'è un così bel villaggio, nessuno sa dov'è, devi scoprirlo da te. Sì, i puffi stanno là, qua non ci sono puffi, ma ci sono zucchine tonde giganti. Ok, vabbè, dopo questa i cetrioli non li prendo perché hanno le spine, ho bisogno di tagliarli con qualcosa. Prendo queste. Ah? Ecco qua, questo è il raccolto di adesso. Aspettate, questi. Ah, eccolo qua, ah, che bello, questo peperone. Qua anche ci sono i peperoni, 1, 2, non sono i peperoni classici, sono quelli piccoli questi. Eccolo qua, sono peperone dolce snack arancio. Oddio, nome para arancio comunque. Par verde e basta. Non maturerà mai praticamente. Vabbè, l'insalata, anche questa ce n'è tanta, ma adesso non ho niente per prenderla. Ok, basta, vado su a casa. Dov'è Bue? Boh. Che c'è? Cosa c'è? Perché ti bagni le zampine? Ah, povero gattino che si bagna le zampine. Dai, proprio nell'erba più alta devi camminare. Eccolo. Ciao. Mao. Con quei rasta sulla schiena. Comunque fa freddo, Sono qua seduta sul davanzale della finestra di camera, ma sinceramente fa freddo. Beh, chi è al sud invidierà questo freddo. Io invidio il caldo invece. Guardate il noce, ha già iniziato a fare le foglie rosse, neanche fosse già autunno. Hanno previsto di nuovo neve sulle cime, quindi non è per niente il massimo, cioè questa non è estate. So che c'è chi sognerebbe di avere un'estate così, ma io vi assicuro che non è bella, anche perché piove sempre, sempre. Cioè luglio veramente è stato un mese piovoso, tanto. E via, quindi questa è la situazione. Io sul davanzale che guardo di fuori e ho il letto che attende di essere rifatto. Sì, devo ancora fare quel lavoro lì. Ci sentiamo. Ho dato una lavata al poggiolo, al pavimento, perché qua era tutto bagnato e non si asciugava. Allora ho detto, bene, sai cosa c'è? Lo lavo. E infatti si è asciugato. Quando c'è troppa acqua non si asciuga. Che pioggia che c'è lì. Ah, quella è tutta pioggia in arrivo, no. No. Vabbè, al momento non sta piovendo. Vero Pepe? Al momento non piove. Sono in mood preparazione pranzo. Questi sono pomodorini e come si dice, la polpa delle zucchine. Ecco, adesso lascio che si asciughi perché la polpa manda fuori tantissima acqua, quindi faccio andare, lascio che si asciughi. Poi vorrei aggiungerci le salsicce e fare un ripieno perché macinato non ne ho, e quindi ho scongelato le salsicce e ci metto quelle. Però adesso faccio andare perché sennò qua non si asciugherà mai l'acqua, e vorrei fare queste zucchine ripiene. Adesso devo andare a vedere quanto stanno a cuocere, anche perché sono zucchine tonde ma non sono piccole, sono grandi, quindi non so neanche a quanto metterle. Adesso devo andare a guardare un po' su Google. Ho tolto le lenzuola, anche se il tempo fa schifo, ma dovevo cambiarle. Qui ho dato una lavata al pavimento, qua in salotto cucina,
Il resto della casa no, ma qua sì, ho dato una lavata. Ah, ecco cosa devo fare. Devo pulire il serbatoio qua, devo rilavare il rullo che ha già fatto anche l'asciugatura. No, assurdo, mi sono dimenticata. No, ma cioè non sono normale. Quanta ce n'è di acqua? Sì, ci sta un lavaggio forse. Sì, dovrebbe starci un lavaggio. C'è acqua abbastanza nel serbatoio? Sì, forse ce n'è. Ero proprio dimenticata anche di quello. Vabbè, così devo lavare il serbatoio dell'acqua sporca perché sennò puzza. Cioè, se ti dimentichi l'acqua sporca lì è fatta. Mi ero proprio dimenticata io. Vabbè, l'importante è essersene accorti in tempo. Allora, questa è una che è quella più grande e questa invece è la mia. E pasto completo alla fine perché dentro c'è tutto. Ho l'assistente, chiaramente perché devo mangiare, quindi ho l'assistente al pranzo e lì c'è Pippi. Io voglio un attimo tagliare. Tagliamo insieme. Che buona. Momento assaggio. Nel ripieno alla fine ci ho messo anche un po' di grana, un po' di salsa di soia, ho condito un po' di più e secondo me è buona sta roba. Vorrei fare tipo una fetta e farvi vedere la fetta, ma no, si distrugge tutto, purtroppo. Provo ad assaggiare. Buona, molto buona. Sì, forse è anche tanta per un pasto, cioè, perché sono belle grandi, non sono le classiche zucchine tonde che si trovano in commercio, sì, nei negozi che sono così. Questo è un coso così. Buono. Il ripieno è forse ancora un po' troppo liquido, ma me lo aspettavo, quindi ha rilasciato tanta acqua. Beh, buona sta roba, eh. Franza oggi si trova un pranzo di quelli spettacolari. Non è ancora arrivato a casa, sono praticamente quasi le 2. Mamma mia, che biscotta. Io ti ho detto che non ti piace. Non ti piace. Vuoi sentire ancora? Non ti piace. Ok. Buono perché poi c'è la salsiccia. E quella dà quel gusto in più che è uno spettacolo. Buona, buona, buona. Pranzo di oggi approvato. È che ci vuole tempo a fare queste cose. Si dicono ci vuole pochissimo. No, perché ora che prepari tutto ci vuole tempo. Ora che cuoci, cioè veramente. Tanti dicono torta in 5 minuti. Ma dove 5 minuti? Che in 5 minuti è già tanto se mi preparo la roba per fare l'impasto. Cioè, non esiste 5 minuti. Anche perché poi ci devi mettere la cottura e non cuoci in 5 minuti una torta. Ho fatto l'esempio, però in internet veramente è così. È arrivato Franz. Quindi vi lascio.